diciamo, negatività che vengono in qualche modo contrastate. Cioè non ci sono soltanto i risultati raggiunti, ma c'è anche tutto quello che poteva accadere se non si fossero fatte delle azioni. E per cui ringrazio, ripeto, ancora una volta gli assessori, i delegati, ma anche tutti i consiglieri comunali. Io dico quelli di maggioranza perché sono quelli che mandano avanti l'attività amministrativa, anche quelli di opposizione, quelli seri. Scarsamente abbiamo sentito proposte concrete, ma quando sono arrivate, ripeto, scarsamente, però le abbiamo raccolte subito, perché di idee buone c'è sempre bisogno. Arrivano tante polemiche, ed ecco, finisco qui soltanto la mia piccola amica polemica, perché ci deve essere, perché se andavo l'ultimo anno non ne cavo qualche sassolino dalle scarpe, non serve neanche una conferenza stampa. Cioè, abbiamo a che fare con, lì sì, un altro tipo di partito, che è il partito della paura, che è il partito del sospetto, che è il partito del rancore, dell'invidia, metteteci come volete, perché poi non è che tutti sono così. Però anche chi sta zitto comunque alla fine partecipa a questo giubileo di sfortuna. Nel senso che questa città, io ho compiuto 62 anni a settembre, questa città sono 50 anni che aspetta lo stadio. 50 anni. Io da quando ero piccolo che volevamo lo stadio. Il Palasport lo vedete davanti a tutti quanti voi, insomma, non riusciamo ad affrontare un campionato normale in casa perché è piccolo, è vecchio, e anche ci è stato regalato a quel tempo dalla Montedis, dall'impresa della Montedis, perché possiamo ringraziare comunque, ma avevamo una situazione quando siamo arrivati di infrastrutture veramente incredibili. Bravi a fare discorsi, bravi a vendere le cose. Ieri, oggi sul giornale ho letto di un'ennesima polemica, addirittura di un'interpellanza parlamentare per chiedere come mai, sentite questo ragionamento, Cassa Depositi e Prestiti, che è una società dello Stato, lei forse vuole occuparsi anche di questo, potrebbe farlo, una società dello Stato che svende, perché la parola svende sono dei termini che piacciono molto, no? Svende il patrimonio pubblico, Cassa Depositi e Prestiti svende, è come una banca, e aveva acquistato dal comune a 50 milioni l'ospedale al mare dell'Ilo. Ma domandatevi, ma perché lo vende a 25 milioni e sono contenti di averlo venduto? Non solo perché si è deprezzato, come giustamente ha detto il presidente di quartiere dell'Ilo, ma anche perché a me è venuto il sospetto che quegli immobili, quelle cartolarizzazioni fatte in passato, quando la spesa pubblica era magnanima e, come posso dire, molto generosa, soprattutto pensando ai voti dei cittadini, che in cambio davano il loro voto, molto generosa, aveva apprezzato questi immobili in maniera incredibilmente generosa. Com'è possibile? E lo denunciano pubblicamente, senza rendersi conto di che razza di ragionamento sottende a questo. Un palazzo che valeva 14 milioni è stato venduto a 10. Incredibile, svendita del patrimonio. Aspettate, non è che per caso sia stato stravalorizzato prima, perché noi abbiamo venduto con delle perizie giurate e insomma in centro a Venezia può passare per il Lido che limita dei prezzi, ma come fai a deprezzare un palazzo da 14 milioni a 10? E come mai tantissimi asset del comune, tutti messi in vendita dalle scorse amministrazioni, dove non c'eravamo noi, vendevano perché dovevano coprire le prospettive di grandi investimenti che la gente sentiva sempre dirsi ma no, io sono senza limite, sono illimitato. Scherzo, adesso finisco, ma no, voglio lasciare questo ragionamento politico, perché questo è l'altro partito che dobbiamo in Italia contrastare. E questo governo fa fatica a spiegarsi e darsi una ragione. Stanno operando col bilancio e vengono accusati di fare un lavoro sul bilancio e non se ne fanno ragione. Io me la sono fatta perché dopo 8 anni che li conosco, gli ho detto alla Meloni, ti succederà questo, questo e questo, è andata puntualmente così. Non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire. Non è che per caso la politica delle vacche grasse, soldi per tutti, si diceva soldi dall'elicottero, soprattutto quando i soldi non ci sono i debiti del futuro? Davvero mi sto chiedendo, voi siete giornalisti, è vero, ma siete anche cittadini, siete mamme e papà anche voi. Ragioniamo un attimo, ma se tu i soldi non ce li hai
E allora cartolarizzi i beni del comune adesso, ma dello Stato ieri? No, qui botte, qui CCD, abbiamo un debito pubblico gigantesco. Quello che è successo a Venezia, il sacco di Venezia, che io denuncio da 8 anni, 800 milioni di euro di debito, che adesso certificato è 700. Non ci sono soldi su questo, non c'è niente da fare, non si riesce a spiegare questa roba. Il sindaco gratuito non si riesce a capire che va in beneficenza, non si vuole sentire. E sono cose che non possono essere sentite. Ma come ristrutturi? Come fai a lasciare ai giovani un debito minore? Adesso io potrei stare qua davvero fino a domani mattina, non ci penso nemmeno per carità del Signore, a fare un elenco delle cose che abbiamo fatto. Ce l'ho tutto, è un elenco corposo, cifra per cifra di cose fatte, finite. Non dico l'elenco che posso farvi per il prossimo anno, lo rinviamo in un'altra occasione. Però vi lascio, cioè il ragionamento, vi prego, anche da punti di vista diversi, da ideologie diverse, da partiti diversi, ognuno vota quello che vuole. Anche qui davvero faccio un appello alla libertà di pensiero. Ma davvero credete che Cassa Depositi e Prestiti possa svendere un patrimonio che è in pancia da 50 milioni? Perché? Perché quella volta il comune, nella stessa linea del governo, ha chiesto aiuto e qualcuno gli ha comprato l'ospedale al mare a 50 milioni, avevano bisogno di 50 milioni. E che fine hanno fatto i 50 milioni? Soldi all'elicottero per avere i voti. Questo è il problema. Perché? Perché non si sapeva tagliare, non si sapeva efficientare, non si sapeva informatizzare. A parole sono tutti bravi, ma bisogna riuscire a fare le cose, non si possono solo avere gli obiettivi insieme, bisogna saper fare le cose. Tutti vogliamo creare ricchezza, chi più chi meno, bisogna saperlo fare, non tutti ce la fanno, qualcuno fallisce e finché è un privato, peggio per lui perché è rischiato, magari imparerà e farà l'esperienza per la prossima volta. Ma quando è la spesa pubblica, la cosa pubblica, è di tutti noi, riguarda tutti noi, riguarda tutti voi, non solo come scrittori, ma anche come giornalisti, ma anche come cittadini, soprattutto come cittadini. E questo deve diventare un esempio per il resto d'Italia, perché lo è. Perché lo è? Perché questi ragazzi, i consiglieri comunali che restano impassibili ore intere per approvare un bilancio, sentendosi le cose più incredibili in faccia, addirittura richieste di dimissioni del sindaco, con una faccia che uno si leva la tola, incredibili, senza nessuna motivazione. Poi quando ho capito che non c'era neanche la logica, allora hanno fatto melina e tutti quanti a casa tranquilli a mangiare la pappa alle 8 di sera. Ma mi sembra che sia un comportamento degno di una grande città questo. Era un sassolino, sono stati due. Potremmo diventare tre e farmi qua. Però davvero mi appello al buon senso di tutti. Come mai funzionano quelle cose così? Bisogna razionalizzare, bisogna dire un po' meno di quello che si pensa di fare, bisogna smettere di promettere, bisogna dire la verità alla gente. Facciamo una diligence, vale anche per lo Stato, facciamo una diligence. Non ce n'è più per tutti. È finito il tempo delle vacche grasse, qualche volta bisogna cominciare a capirlo e fa bene l'efficientamento. Qui sono 8 anni che sputiamo sangue, questa è la verità, perché dobbiamo tenere botta alle bugie che sentiamo continuamente, cercando di non prenderci denunce, manifestazioni, cosa sono, raccolte di firme, ricorsi al TAR, c'è di tutto. Cercano di bloccare l'azione amministrativa. L'opposizione fa bene a fare l'opposizione, guardate, lo dico con sincera convinzione, perché l'opposizione è come il signor no in un cantiere. Un'azienda mette un signor no che è un signore che dice sempre di no, che serve a contrastare i fornitori per cui l'opposizione è fondamentale, ma deve fare l'opposizione costruttiva, deve portare cose concrete, idee alternative. Hanno sempre detto di no su tutto. Quello che avete sentito che è in minima parte, proprio condensato in 2 minuti, poverini, perché sennò questa conferenza stampa non poteva avere un senso compiuto, avremmo avuto un frazionamento, voi lo spazio che avrete sono le solite 20, 30, 50 righe. Questo è il nostro problema, che non riusciamo ad arrivare ai cittadini, ci proviamo con una comunicazione tutti i giorni, però è giusto, scontiamo il fatto che poi c'è quello che dice, ma però c'è quel sindacato che se anche gli porti i dati, che abbiamo aumentato gli utili, abbiamo dato sicurezza nei prossimi 10 anni alla Fondazione dei Musei, oggi esci sui giornali dicendo a spese dei lavoratori, c'è sempre le spese di qualcuno, c'è sempre qualcuno che fa la vittima, non che abbiamo trovato lavoro, non che abbiamo aumentato il contratto, che è stato sottoscritto nazionale e continuiamo a pagarlo di più, sempre poco, vero, sempre poco rispetto a quello che vorremmo,
ma è sempre molto di più rispetto a come abbiamo trovato la situazione, che era in degrado totale. È la fondazione di musei civici, lo dicono tutti, in Italia è un caso italiano quello che sta succedendo ai musei civici, è un caso italiano ai Casinò. Abbiamo trovato che era già fallito, l'avremmo perso, era di tutti, è una risorsa, piace, non piace, è un reddito che serve per tutti quanti. Oltre che per quei 500 dipendenti che non sono stati licenziati come probabilmente avrebbe fatto un privato se avesse comprato il Casinò, con la storia del non so, non sapremo neanche noi. Ma di fatto nessuno è stato licenziato, anzi abbiamo fatto un concorso per assumere altra gente. La CTV, avevamo detto che avremmo fatto una società in house e l'abbiamo fatta. E adesso, non so se è stato detto, comunque faremo un'altra conferenza, farò delle tabelle per spiegare ai cittadini in maniera trasparente, come ho sempre detto, puntigliosamente tutto. Dovrete avere tempo, magari lo dividerò per argomenti, per zone, vediamo come volete leggerlo, queste cose già fatte, dico. Ma abbiamo ordinato 90 pullman a idrogeno, 4 ce l'hanno già consegnati, sta fatta una gara per il primo stabilimento, no, non parlo adesso del distributore, se dice, l'ha già detto, è l'unico ancora in Italia. Stiamo facendo un sacco di sperimentazioni insieme all'ENI per vedere come funziona il caricamento delle auto a idrogeno. Cioè, problemi tecnici operativi, sono 2 anni che andiamo avanti in silenzio, 2 anni e mezzo che andiamo avanti con questo distributore, con le auto che ci hanno regalato come comune, a provare che difetti, che situazioni ci sono, eccetera, eccetera. Per fare un discorso ambientale, non a parole, ma nei fatti, il Lido è più di 2 anni, 1 anno e 3 quarti, che va avanti solo con mezzi elettrici, con tutte le difficoltà, con tutti quanti i problemi che ci possono essere di aggiustamento, però il Lido è telestrina, solo elettrico, ma non di tutto. E faremo così ancora con le piste ciclabili, stiamo collegando dappertutto perché chi ha la bici... Cioè, tutte queste cose. Abbiamo approvato, stavo dicendo, la gara per costruzione di una produzione di idrogeno a Marghera. La produzione di idrogeno, perché quei 90 autobus non potranno andarsi a caricare sulla pistoletta di un distributore per auto. Per cui verrà fatto un grande distributore degli autobus, 90 autobus. In che zona? La sede dell'ENI, quella che è quella parte non lavorata prima della raffineria, che non era disabitata, insomma, lo mettono a posto, la sistemano, perché abbiamo anche un risanamento ambientale, tra l'altro. Anche lì ricorsi, anche lì problemi sempre. Abbiamo, assieme al ministro Salvini, un'attenta riflessione, perché il presidente dell'autorità per la laguna è una cosa complicata, difficile. Abbiamo trovato una persona che io sono convinto, poi magari posso essere contraddetto dai fatti, si vedrà, ma io sono convinto che abbiamo trovato una grande persona. È un urbanista, ha una visione, sta lavorando soldi in silenzio, anche perché doveva aspettare ancora perché la burocrazia d'Italia è lunghissima, però vorrebbe dire tanto per le isole, per Venezia, per la laguna, per tutto il sistema ambientale, ma anche dei trasporti. Abbiamo fatto questa grande kermesse sul moto ondoso, abbiamo fatto parlare tutti. Credo che lo spirito di quella riunione sia ancora vivo negli occhi di tutti. Stiamo aspettando che il Parlamento ci metta questa norma che ci consenta di avere l'omologa per il sistema di controllo del moto ondoso a Venezia. Adesso inizieremo una sperimentazione mondiale, non è mai successo nel mondo, che una città tenti di diventare prenotabile, che scoraggi il turismo giornaliero in certe date, tentando di prevedere quali siano le date più impegnative. Un po' scimmiottando quello che è stato fatto per le autostrade col bollino nero, che ancora oggi è in vigore, uno sa bollino nero, problemi, allora cerco di mettere la partenza intelligente, ecco, cose del genere, niente di stratosferico, nessuna limitazione alla libertà di nessuno, se uno vuole venire venga. Cerchiamo di farlo e faremo errori e cambieremo ancora, abbiamo messo un po' di date, allora sono troppo poche, prima erano troppe, poi abbiamo messo delle esclusioni proprio per non creare problemi a nessuno. Allora, e ogni volta ci sono problemi. Che dico, a prescindere da questo, questa amministrazione va avanti. Bella, serena, tranquilla, stiamo lavorando, siamo amici, siamo diventati amici, perché quelle difficoltà ci stanno anche rafforzando tra di noi. Ci rispettiamo ancora di più perché ognuno di noi, penso che posso parlare a nome di tutti, ma singolarmente tutti si rendono conto di cosa vuol dire essere continuamente osteggiati, non criticati. Non è questo il problema, non è che il problema di essere criticati. Una critica positiva, perdiamo le partite, ci hanno criticato, se leggete i giornali, c'è già alcuni che ce l'hanno con sta Reier, che è uno schifo di squadra. E io mi sono messo a ridere 2 mesi fa e dicevo, e manco mai che siamo secondi, adesso siamo anche primi, ricordo, ma stiamo andando male in Coppa. Sì, può succedere, è lo sport,
siamo anche un po' sfortunati, andiamo a fare le partite fuori, quando andiamo fuori, uno se marca, l'altro se rompe, il ciccione grande non c'era ancora, adesso devi ma non ha ancora il permesso per settimana. Non arrivo mai, ho vinto 3 scudetti, 2 coppe, e mi hanno detto che le ho portate, ma era una cosa di provocazione, non so più cosa farne queste coppe. Cioè dico, ma non si può ridere ogni tanto. Adesso qualcuno interverrà su questa mia conferenza stampa per fatto personale, no, per vergogna personale. Dovete vergognarvi alcuni, no tutti, perché non è corretto dire tutti. Anche di fronte all'ultimo consiglio comunale, sapete, io non ho partecipato, sapete perché? Perché i consiglieri volevano andare a casa il giovedì. E io te prego, scendevo, fare una giornata in più. Ma io volevo andare, perché mi sarebbe piaciuto in faccia a alcune persone restituire quello che purtroppo subisco in maniera incredibile. Voi siete giornalisti, avete una responsabilità incredibile nelle parole, in quello che scrivete, nei vostri commenti, è importante, anche perché non è che tutti i giorni si trovano persone capaci che vogliono mettersi a fare politica, credetemi, voglia di essere presenzialisti è tanta, ma le capacità non sono così ampie. È questo l'esempio a qualcuno che decide di mettersi in gioco a fare qualcosa? Ma chi è che si candiderà la prossima volta? Chi è che si mette a fare le cose? Ma non conviene rinviare. Ma se uno mette una firma per qualsiasi cosa sei coinvolto. Noi non abbiamo nessuna scudo. Noi dobbiamo occuparci della cosa pubblica, io lo faccio con grande entusiasmo, con totale abnegazione e generosità. Ma qualche volta sarebbe bello anche sentirselo dire. Io ringrazio sempre tutti, anzi la mattina ringraziamo la gente, lo faccio anche oggi, per la pazienza che avete, perché poi uno dice il solito sermone, no? Che puoi girarla come vuoi le cose. Se dico 2 parole sei stato omissivo, se parlo 3 ore te ne parla massa. Cioè, qualsiasi cosa all'atto contrario della medaglia. Io cerco di essere me stesso, non posso essere un altro, non posso entrare nella vostra testa. Mi piacerebbe però che ai cittadini arrivasse, per tramite vostro oggi, visto che è una conferenza stampa, cioè arrivasse l'idea positiva che abbiamo della città. Se vi dico che sono morte 3.000 persone nel comune e sono nate 1.000 l'anno scorso, è un dato di fatto. Non vanno via con la valigia, ci sono i giovani che vanno all'estero, ci mancherebbe altro, benissimo, ma non è che sono soltanto i giovani che partono con la valigia, ce ne sono anche tanti che restano qua. Abbiamo un problema demografico, sono anni che lo sto dicendo, e non a Venezia, in tutta Italia adesso è un dato comune, direi che è quasi una realtà oggi, però qualche anno fa quando l'ho detto c'è stato il primo sorriso, e io ho detto ma dove li vedi? Perché noi abbiamo i dati dell'anagrafe, no, noi andiamo a vedere i dati della farmacia, perché siamo così, siamo questi, andiamo a vedere il saldo della farmacia, ci stiamo spopolando, cioè ma analizza il dato, no? Se siamo vecchi, moriamo in 3, nasce uno, è abbastanza evidente cosa sarà, e c'è il problema, va piano, sta zitto, sta buono, sì, ma i ragazzi, e noi abbiamo firmato un accordo perché Venezia sia città campus, l'abbiamo firmato con tutte le università, l'abbiamo firmato con la Fondazione Venezia, Capitale Mondiale della Sostenibilità. Brunetta, presidente, io e Zaia, non 2 qualsiasi, a livello istituzionale voglio dire. E per cui c'è una realtà, cose che abbiamo fatto davvero, abbiamo fatto la Biennale della Sostenibilità, forse qualche riga è uscita, ma non si è capito, si fa fatica a vedere la realtà, ma mi rendo conto, è perché qualcuno fa soldi, altri no, perché devi interpretare chi prima arriva, prima occupa lo spazio, no? Funziona così. Che capacità c'è di prevedere il futuro? È lì. Dove andiamo? Dove andremo? Dobbiamo attirare giovani. Sarà una competizione con altre città. Dobbiamo attirare giovani italiani, europei e internazionali. Dobbiamo inserirsi nel percorso internazionale. Venezia si è reinserita. Abbiamo firmato l'accordo di gemellaggio con Hiroshima. 3 anni ci sono voluti. Non è un giochetto. Una città tra le più importanti del mondo in termini, cioè pensando alla pace. E l'abbiamo fatto iniziando questo percorso 3 anni fa, non c'era la guerra in Ucraina, non c'era la guerra in Israele, in Palestina. È fatto perché crediamo fortemente che Venezia possa avere un ruolo diplomatico, soft power, la chiama Rutelli. Io sono molto d'accordo su questa idea. Cioè l'idea della diplomazia, io l'ho sempre detto, Venezia, la storia di Venezia è la storia commerciale, il commercio, vuol dire mettere in gioco tutti gli investimenti che ci sono, abbiamo parlato sempre di investimenti, di schede di prodotto, è tutto pubblico, è tutto registrato, non si può sbagliare, è tutto scritto, basta andare a fare delle ricerche e trovate il nostro patrimonio. È stato valorizzato o no? Sì, è stato stravalorizzato, ci siamo ricomprati
il palazzo del cinema del Lido, abbiamo speso decine di milioni, abbiamo inaugurato con il ministro San Giuliano la sala Perla nuova completamente, facendo vedere soldi anche alla Biennale. Stiamo ristrutturando tutto, questa è la realtà, era fermo da anni, trovando le risorse che non cadono dal cielo, ma siamo andati a prendercele trattando, dialogando, litigando, con tutto come volete voi. Però così, un frutto di un lavoro costante di ogni singolo assessore che vedete qui e di tutte le loro squadre che hanno giustamente ringraziato. Tanti dipendenti del comune che una volta davvero non avevano alba. Adesso c'è gente che timbra quasi il cartellino e qualcuno torna dentro a finire di lavorare senza ordine di nessuno. C'è entusiasmo, c'è voglia di fare, tanti giovani. Abbiamo visto prima il tema della polizia locale. Siamo stati o non siamo stati derisi perché facevamo, io personalmente, perché facevo la squadra della cinofila? Qualcuno se ne dimentica. È una delle più importanti che ci sono oggi in Italia. Abbiamo fatto delle cose, alcune non le possiamo neanche svelare. La storia delle celle, che adesso qualche volta ce le chiedono anche le altre corpi di polizia, perché dopo il Covid è successo un disastro, tutte le città, andate nelle città, fate dei paragoni, non solo quelli che fa Pellicani quando guarda le povertà, i redditi, queste robe qua, poverino, cioè lui tira fuori i dati che gli dà l'Istat, li mette insieme, gli gira un po' come vuole lui, non so se sapete come si fa con i dati. Qualsiasi cosa c'è una roba, puoi vederla sempre in qualche modo, trovi sempre un quartiere, trovi sempre la via, che sono i poveri, che stanno peggio, eccetera, no, la gente sta meglio. Dopo il Covid per fortuna ci siamo tirati su, il Mose funziona, ve ne siete dimenticati le Cassandre che non succedeva niente, no, perché il buco del Lido ve lo siete dimenticato. Oggi non è la notizia del tedesco, vorrei ricordare che l'Apple, quando io l'ho attaccata, è quando ha parlato di mafia, quando stavamo parlando insieme a un tedesco che non capisce benissimo l'italiano e parlavamo dell'investimento suo sull'ospedale del mare, che non era mio, ma è di Cassa Depositi e Prestiti, come avete potuto. A me l'unico interesse è che la città evolva, è il mio lavoro, è il mio dovere, lo rivendico con titolo di orgoglio e di onore, quello che è possibile fare in città, si deve sapere che si può fare, perché qui noi ci stiamo facendo belli degli investimenti pubblici e abbiamo il diritto di farlo, perché abbiamo efficientato la macchina e abbiamo messo anche le categorie tutto sommato in una linea di ascolto e di collaborazione davvero nuova, e credo che lo posso testimoniare anche loro a tutti i livelli. Ma soprattutto ci sono investimenti privati che ci dimentichiamo sempre di ringraziare. Noi possiamo dare quella certezza, cerchiamo di dare la concretezza, esattamente quello che penso che deve fare un'amministrazione pubblica, dire, avendo un mandato preciso, noi siamo per la sussidiarietà, è scritta nella Costituzione. Il pubblico e il privato devono andare insieme. Per me il privato è una parte del pubblico, perché il privato rischia lui. Molti alberghi, calando addirittura il numero delle camere, si sono ristrutturati in questi 2 o 3 anni. Le persone intelligenti hanno utilizzato il tempo per risorgere, rinascere, rilanciarsi, farsi delle domande. Venezia si presenta con grande impatto nuovo. Senza questa amministrazione, senza l'amministrazione regionale, senza un'idea pubblica di sviluppo, non avremmo avuto la bretella, non avremo la bretella di collegamento con l'alta velocità all'aeroporto. Primo aeroporto in Italia collegato con l'alta velocità, sarà, e non con una stazione di testa sotterranea, ma addirittura un anello. Vedremo, ovviamente, ma adesso all'inizio dell'anno comincerà la nuova stazione di Mestre. 8 anni ci abbiamo messo, c'è gente che diceva un'assurdità, una balla, una roba. Cominceranno i cantieri. Sopra la ferrovia non sarà semplice, cominceranno i cantieri. La stazione che c'è davanti a Vega verrà finita, ci sarà la pista ciclabile finalmente che avrà una pendenza normale, o almeno speriamo che funzioni meglio. Continuiamo a pensare che la vita dei cittadini sia la cosa più importante per attrarne altri, perché se quelli che ci sono non stanno bene, in via Piave abbiamo sputato sangue prima del Covid per liberare da tutta la feccia che c'era, poi quando sembrava che la situazione si fosse in qualche modo assestata, purtroppo è capitato il Covid e di conseguenza poi il patatrac, la gente che noi firmiamo TSO continuamente, gente che va fuori di testa, non si capisce. Io do i dati che abbiamo noi nei comuni, ma penso che nelle altre città forse è anche peggio. Noi almeno reagiamo, guardiamo i fatti nostri e ci rendiamo conto che ancora tante cose vanno fatte. Ma parlate con i bambini, parlate con quei bambini che vanno nella pista sul ghiaccio a patinare, che è molto bella, è stata fatta da degli operai, da delle persone, da delle imprese.
e li abbiamo massacrati perché facessero bene. Andate al Parco Bissola la domenica mattina, davvero sembra di essere a Central Park. Cioè è cambiato proprio l'atteggiamento delle persone, famiglie, giovani, persone che vanno a correre, sicurezza, sport. Abbiamo fatto molti investimenti, abbiamo tradotto quell'efficientamento in investimenti, non solo per calare il debito. E quello che ci stiamo presentando oggi è questo. Vi stiamo semplicemente dicendo che dobbiamo sostenere non tanto la parte politica, questa è una conferenza stampa amministrativa alla fine, ma la parte politica con la P maiuscola è delle persone che hanno coraggio di fare qualcosa. Di fare qualcosa, perché anche le vittime, Giulia Cecchettin, e oggi è anche la giornata del cordoglio di solidarietà della Regione Veneto per il lutto di Vanessa Ballan, due donne che sono state uccise. Ma non può finire soltanto con la manifestazione i cieli con le panchine rosse e con le scarpette rosse o con qualche canzone. Cioè bisogna cambiare qualcosa davvero concretamente. E poi un ricordo alle vittime dell'incidente del Pullman del 3 ottobre, 21 morti, non possiamo dimenticarla, ci resterà nel cuore per sempre, per cui vogliamo esprimere la nostra tristezza e angoscia ancora per quelle immagini e anche però ringraziare tante persone che hanno contribuito a salvare alcune persone, a tutti i soccorritori che sono arrivati in maniera immediata in quel momento, in quel frangente, e tutti poi i sanitari degli ospedali che hanno lavorato incessantemente per salvare vite. Poi finisco salutando ufficialmente, l'abbiamo già fatto, ma vogliamo ricordarlo come atti di quest'anno. È arrivato il nuovo sovrintendente Fabrizio Magari. Pubblicamente è arrivato a febbraio, quasi un anno, ho avuto modo di conoscerlo personalmente e professionalmente, devo dire che veramente ci è arrivata una grande persona. Quindi, grazie sovrintendente e voglio che tutta la comunità lo sappia. Poi a marzo è arrivato il nuovo prefetto Michele Di Bari, il prefetto più rapido della storia di Venezia. Nello stesso anno lo salutiamo già perché è andato via, però devo dire che la sua azione, soprattutto per quanto riguarda Via Piave e anche altre tematiche di cui ci siamo occupati insieme, ha avuto uno sprint. Poi voglio ricordare i premiati del 25 aprile, Mara Venier, Federica Pellegrini, Pino Donaggio e Vittorio Zappalorto, perché davanti a tutta la città abbiamo voluto ricordare il loro impegno silenzioso per questa città, per il decoro, per l'arte, per la capacità di intervento. Poi abbiamo intitolato, voglio ricordarlo, il parco di Villa Querini ad Andrea Zanzotto, una persona che anche dal punto di vista personale io ho molto nel cuore. Voglio ricordare il gemellaggio con Longarone, nell'anno dei 60 anni del disastro del Vajont. Abbiamo aiutato l'Emilia Romagna mandando polizia locale e protezione civile senza farcene vanto. Lo racconto adesso perché ho un bilancio dell'anno che è passato. Sono andato a Porto Secco assieme alla cittadinanza per capire perché avevamo delle difficoltà nel progetto che avevamo fatto e avevo capito che qualcosa non funzionava, abbiamo spiegato, abbiamo corretto il progetto. La situazione davanti ai cittadini, abbiamo lavorato assieme ai tecnici e ci siamo rimessi in discussione perché alcune cose sono state fatte probabilmente sbagliando, immaginando delle altre cose, ma ascoltando i cittadini abbiamo cambiato il progetto e sono partiti da loro. Per cui ringrazio, queste sono critiche utili che servono, senza polemiche, ma in maniera molto concreta si possono fare. Voglio ricordare il 26 maggio la visita della Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen. Ma passa tutto in predicato come se fosse acqua fresca. Non mi ricordo tante attività in passato. Non me le ricordo, io sono veneziano anch'io da quando sono nato. Non mi ricordo tutta sta roba. Tanti scritti, tanti libri, questo sì. Abbiamo firmato a giugno il protocollo Venezia Città Campus con l'Università Ca' Foscari,